Prima il Veneto, Francesco Vianello. Buonasera, grazie direttore, Vianello. buonasera a tutti. Grazie a lei. Vianello, Francesco Vianello, prima il Veneto. Sì. Che cosa sta cambiando nel crimine? Ammesso che stia cambiando qualcosa. Perché... Sta cambiando un po' tutta la società, c'è più violenza, c'è più esasperazione, c'è questo senso di insicurezza. E consentitemi di dirlo perché pochi giorni fa, purtroppo, una professoressa, un insegnante, una mia collega della provincia di Varese, è stata accoltellata più volte alla schiena da un ragazzo, da un alunno, da uno studente della scuola. Per cui io volevo cogliere l'occasione intanto per sensibilizzare su questo tema, sulla violenza sulle donne e sulla violenza sugli insegnanti, sulle insegnanti donne anche, ok? Purtroppo questi sono fenomeni che si verificano sempre più spesso e volevo cogliere anche l'occasione per porgere un messaggio di solidarietà a nome mio e credo di tutta la categoria a questa persona che è stata vittima sul posto di lavoro di un tremendo atto di violenza. Purtroppo la società sta cambiando, è cambiata molto anche la scuola, gli obiettivi sono diversi da quelli che c'erano 40 anni fa, i modi di condurre le lezioni, di tenere la classe sono completamente cambiati rispetto a 40 anni fa. Tra l'altro 40 anni fa, Vianello, i genitori non aggredivano gli studenti. Certo, Ieri il ministro Valditara ha detto adesso dobbiamo introdurre il reato di danneggiamento della reputazione di un insegnante che viene accusato e aggredito dal padre o dalla madre di uno studente. Io faccio l'insegnante, però per fortuna mi ricordo benissimo come funzionavano le cose a scuola, al liceo 30 anni fa. Io ho 46 anni, per cui ero in prima liceo circa 30 anni fa. La scuola funzionava diversamente, soprattutto i genitori erano completamente schierati dalla parte dei docenti e quindi prendere un brutto voto a scuola o una nota significava poi ricevere dei rimproveri a casa, qualche piccola punizione, non so, invece che uscire il sabato sera si restava a casa. Sono cambiate veramente tante cose. Io mi ricordo che in prima liceo avevo un insegnante di latino che ci faceva imparare a memoria le preghiere in latino, perché quella volta si studiava latino, ma non sto parlando di 60 anni fa, sto parlando di 30 anni fa circa, negli anni 90, 91, 92, per cui veramente secondo me la società ha perso punti di riferimento, ha perso valori. Si parlava prima anche con l'avvocato Marra che tante cose sono cambiate anche nell'ambito del mondo del lavoro, perché la scuola sta viaggiando su un binario diverso da quello del passato. Noi docenti ce la stiamo mettendo tutta, guardate, io ve lo garantisco, io sono circondato da dei colleghi che sono meravigliosi, colleghi del Veneto, colleghi di altre regioni che amano profondamente il loro lavoro e che prima di tutto amano profondamente i vostri ragazzi, perché noi riteniamo... Io matematica e scienze. Scusami, non avevo capito. E anche sostegno ai disabili. Okay. Allora, questi colleghi che io sono veramente felice di avere attorno a me sono innamorati del loro lavoro, delle loro discipline e dei vostri ragazzi. Ce la stanno mettendo veramente tutta per costruire un futuro migliore e per mettere dentro la testa dei vostri ragazzi i sani valori culturali e della convivenza civile. Però purtroppo i cervelli delle persone oggi sono riempiti da un oceano di spazzatura che viene da internet e da quei maledetti telefonini che i ragazzi tengono in mano 24 ore al giorno. Per cui capite che senza la collaborazione delle famiglie e la collaborazione di tutta la società civile, la scuola si ritrova a svuotare un oceano di spazzatura con in mano un cucchiaino.
Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché dobbiamo costruire un futuro migliore. La culla della società del futuro è a scuola. Dovete aiutare gli insegnanti, rispettare gli insegnanti e proteggere gli insegnanti. È un appello importante che ha fatto Francesco Vianello. Alcune voci degli agricoltori che manifestano contro le politiche agricole europee, ma cioè loro non prendono niente. Loro non prendono niente, 52 centesimi, appunto 52 centesimi ti pagano un litro di latte, o meno 3. Anche di ridurre i terreni dedicati coltivabili, il 4% lo devi lasciare in conto. Portiamo cereali dall'estero, bravissimo, coltivati vicino a Chernobyl. Allora, su questo... Vianello diceva, stava dando ragione a Bano. Sì, siamo d'accordo con lui, gli agricoltori vanno tutelati in tutti i modi, anche perché mi sembra che l'agricoltura sia uno degli unici settori che non è mai andato in deficit dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, mentre invece mi sembra che altre aziende abbiano ricevuto 220 miliardi dal governo per restare in piedi. Per cui queste persone che si alzano alle 4 di mattina e che non vanno mai in ferie, perché se ci sono degli animali da accudire, da nutrire, da sfamare, da lavare, eccetera, non si può andare in ferie. Queste sono persone che veramente hanno dedicato la loro vita con immenso amore e passione ai prodotti del nostro territorio. E noi siamo convinti che la nostra terra, in particolare il Veneto, se trattata con amore e passione, continuerà a dare buoni frutti come ha sempre fatto. Per cui noi siamo vicinissimi agli agricoltori, particolarmente a quelli del Veneto. Sì, condivido anch'io, prima parlavo con il professor Vianello proprio per quanto riguarda quello che accade con i trattori.